siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega e inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Ussassai, allevamenti non a norma, pesanti multe per 3 allevatori. Sono 3 le aziende sotto sequestro amministrativo e altrettante maxi multa. Le pesanti sanzioni dei carabinieri della squadriglia della compagnia di Iersu insieme ai colleghi della stazione di Ussassai per 3 allevatori del posto. Le ispezioni effettuate con i veterinari dell'ASL, i controlli nelle aziende agricole e zootecniche hanno svelato numerose difformità relative alla gestione e alla movimentazione del bestiame. I 3 imprenditori ogliastrini sono stati quindi sanzionati ognuno per migliaia di euro, appunto per la mancata regolarizzazione, presa in carico e movimentazione del bestiame. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Percepiva il reddito di cittadinanza ma non ne aveva il diritto. Nei guai è finito un 25enne a Barisardo. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Barisardo insieme all'ispettorato del lavoro di Nuoro hanno denunciato un giovane per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Gli accertamenti condotti anche con l'ausilio delle banche dati hanno consentito di documentare che il giovane dal novembre 2019 al gennaio 2021 avrebbe percepito indebitamente quasi 5.000 euro. Avrebbe omesso di comunicare la variazione di reddito patrimoniale scaturita da un regolare rapporto di lavoro e non avrebbe indicato correttamente la composizione del proprio nucleo familiare. Il procedimento nei confronti dell'indagato è pendente nella fase di indagine preliminare e la sua responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo. Passiamo ora a Iersu. La caserma dei carabinieri si rifà il look grazie a un finanziamento regionale di 150.000 euro. È stata firmata la convenzione tra l'assessorato dei lavori pubblici della regione Sardegna e il comune di Iersu, che è appunto destinatario di questo importante finanziamento per lavori di manutenzione straordinaria riguardante lo stabile, che è di proprietà comunale e che ospita la sede del comando della compagnia dell'Arma dei Carabinieri. Accogliamo con soddisfazione questo ulteriore finanziamento, dice il sindaco di Iersu Carlo Lai, consci del prestigio che da sempre il nostro paese, centro di servizi sanitari e scolastici, ne deriva dall'ospitare da oltre 50 anni la sede del comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri. È intendimento di questa amministrazione, prosegue il primo cittadino, fare ogni sforzo per rendere ancora più accogliente e funzionale il luogo di un presidio che garantisce sicurezza e controllo costante del territorio.
Passiamo ora a Tortolì, diocesi in festa per i 200 anni di storia. La cattedrale di Sant'Andrea venerdì 8 novembre era gremita di fedeli in occasione della messa presieduta dal vescovo Antonello Mura, che è stata concelebrata da 40 tra sacerdoti e diaconi delle parrocchie ogliastrine per i 200 anni della fondazione della diocesi. La cerimonia è stata seguita dalla nostra inviata Giulia Fanni, che ha raccontato l'evento. Nel corso dell'omelia il vescovo Antonello Mura ha ripercorso le tappe di questa importante storia. La chiesa di Sant'Andrea divenne cattedrale l'8 novembre 1824, rimase tale per 103 anni fino al 1927, quando la sede vescovile fu trasferita a Lanusei. Si sono succeduti in questo lasso di tempo 14 vescovi, tra cui 9 a Tortolì e 5 a Lanusei, che, come ha riferito Monsignor Mura, hanno incarnato in questa realtà la genuina passione nell'annuncio del Vangelo. Dal 2019 la diocesi ogliastrina è unita alla diocesi di Nuoro. Nella sua omelia il vescovo si è soffermato sulle radici che da 200 anni accompagnano generazioni di fedeli della Chiesa, che è stata interlocutrice per uomini e donne della comunità e sostenuto fasi belle, talvolta complicate, di una storia fatta anche di povertà. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Tortolì Marcello Lado e il sindaco di Lanusei Davide Burchi, oltre a varie autorità militari e civili. In chiusura della celebrazione il vescovo ha invitato i fedeli a visitare la mostra nella chiesa di Sant'Anna per ricordare i 200 anni di storia della diocesi, mostra che è stata molto apprezzata da fedeli e non. Chiudiamo con la domenica delle Ogliastrine in Serie D. La Costa Orientale sarda non segna e perde ancora, questa volta in casa contro il Flegrea. Il match finisce 3-0 per gli ospiti. In eccellenza caduta libera per il Barisardo, impegnato a Ossi, che nonostante il cambio di allenatore ha perso grazie a una doppietta di Virdis. La squadra, unica rappresentante ogliastrina di questo campionato, ora si conferma in ultima posizione con soli 3 punti guadagnati. In promozione un grande Tortolì, impegnato nel derby in trasferta ad Arzara contro l'Idolo, ha trionfato a reti inviolate grazie ai gol di Serra e Virdis. Un'altra vittoria per il Lanusei, questa volta in casa contro il Villa Massargia. La gara si è conclusa per 3-0. In prima categoria un interessantissimo campionato per le ogliastrine. La Baunese Calcio ha vinto 2-1 contro il Next Generation Determinate con la doppietta di Bonicelli. Ora la squadra occupa da sola il vertice della classifica. La Bariese ha vinto 1-0 contro l'Azzurra Monserrata grazie al tiro trovato di Francesco Lai. Bene il Cannonau Ierzu, vincente in trasferta contro il San Vito. Ancora meglio l'Ulassa, che ha chiuso 3-1 sul vecchio borgo Sant'Elia. La neopromossa Tertenia non trova la quadra e perde 3-0 in quel di Sadali. In seconda categoria goleada del Cardedo, che ha vinto a Flumini per ben 9-1. La squadra è al vertice della classifica a pari punti con il Santa Vittoria Esterzili. Finalmente è arrivata la prima vittoria per la Castor dopo un inizio di campionato da dimenticare, 2-1 contro l'Ilbono. Malissimo invece il Lozzorai, sconfitto in casa per 4-0 dalla Castiadese. Il Tricalcio invece ha vinto con il Perdas de Vogu. Il Girasole vince a Burcei, mentre il Villagrande ha trovato la sconfitta in casa, 2-1 il finale contro il Santa Vittoria Esterzili. Questi erano i risultati della domenica calcistica delle Ogliastrine e con questi chiudo il notiziario di oggi. Vi do appuntamento a domani come sempre alle 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.